Moretti, prendiamo te, giocatore di esperienza, insomma, quindi ti volevo con un sorriso diverso, ma purtroppo è stata una brutta botta. È stata una brutta botta, sì, perché si è andati in vantaggio su 1-0 con rigore, vabbè, fine primo tempo. Abbiamo detto, ovvio, c'era altri 50 minuti a giocare, però dall'11esimo al 14esimo abbiamo preso uno pari, 2-1, e dopo il 3-1 ci ha tagliato le gambe, e sicuramente dovevamo fare qualcosa in più. Cos'è mancato? Perché Sicuramente il secondo tempo siamo stati un po' troppo arrendevoli, ecco. Abbiamo aspettato e dovevamo continuare a giocare, dovevamo continuare a tenere la palla, e invece abbiamo buttato là la palla sperando che il tempo passasse, però non bisogna fare così, non è così. è un risultato questo che con gli altri risultati ha complicato, vi tira dentro in una zona dove pensavate di non esserci più. Sì, sapevamo che oggi se venivamo fuori con una vittoria da qua era salvezza matematica. Adesso dobbiamo vincere, abbiamo un altro match point mercoledì, il recupero con Juventina. Se facciamo 3 punti siamo salvi, matematici. Andiamo a 30, quindi, però bisogna farli, ecco, e quindi avanti. Adesso abbiamo tre partite davanti a noi, già mercoledì abbiamo una importante con la Juventina, abbiamo un altro bench point e dobbiamo sfruttarlo. Bocca al lupo. Crepi.